Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo Studio Legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera parliamo con l'assessore della Regione Veneto, Fondi UE, Turismo, Agricoltura, Commercio Estero, Federico Caner. Buonasera, assessore Federico Caner, è un piacere averla qua con noi. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Benissimo, assessore, visto che lei è in movimento quest'oggi e se abbiamo poco tempo, vediamo subito alle domande. Allora, assessore Caner, qual è la sua attività in Regione Veneto? Se ci può dare una presentazione, un'idea di quello che fa e lo stato della Lega e Salvini attualmente, diciamo, visto tutti i movimenti che ci sono, tutte le problematiche, visto la guerra in Ucraina, visto tutto quello che è successo e anche il post-Covid, che sembrava che stessimo per uscire finalmente da questo stato emergenziale, ci può dare una presentazione di sé, della situazione della Regione e della Lega. Allora io, come giustamente lei ha detto, mi occupo di turismo, di promozione, di commercio estero, di internazionalizzazione e da questo mandato anche l'agricoltura e materie connesse, diciamo. Ovvio che le due cose insieme portano un impegno molto importante, anche perché collegate a queste materie ci sono anche i cosiddetti fondi europei, i POR-FESR, e i fondi FEASR che invece sono legati all'agricoltura, quindi al PSR, alla prossima programmazione europea che abbiamo 2023-2027. Quindi diciamo lavoro da fare ce n'è parecchio, la situazione a livello regionale tutto sommato è buona, tenendo conto anche di quella che è la situazione che abbiamo appena vissuto dopo 2 anni di pandemia, che sicuramente ci ha messo in difficoltà sia nel comparto turistico che in quello agricolo, forse di più su quello turistico, perché qua abbiamo avuto delle perdite ingenti, soprattutto in questi ultimi 2 anni e in particolare per il settore delle agenzie viaggio, le quali sono state praticamente annientate, mentre per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, alberghiero Cioè, siamo riusciti un po' a recuperare quella che era la situazione. L'agricoltura invece ha tenuto, come si suol dire, tiene botta, nonostante 2 anni difficili siamo riusciti a ripartire. All'interno di questo, come appunto diceva lei, c'è un'evoluzione anche di quelle che sono le tematiche politiche e partitiche. Il mio partito in questo momento sicuramente vive una situazione di difficoltà, un po' come tutti i partiti che sono un po' in crisi anche per effetto di ciò che è accaduto durante la pandemia e di ciò che sta accadendo con la guerra in Ucraina. Noi siamo in una fase, diciamo così, anche di riformazione, di riformulazione, legata anche ai nuovi congressi che a breve andremo ad effettuare, sia a livello di sezione che provinciali e nazionali. Quindi siamo in un momento di transizione importante che il partito ha subito anche per una logica dimensionale, passando da un partito territoriale a un partito nazionale, quindi eh con sì, tutti i gli vari sconquassi che passaggi. questo può, Sì. sì, i vari passaggi che questo Eh, ha comportato anche nelle linee politiche. Questo ha fatto sì che ci fossero molti, diciamo, commissari straordinari a livello regionale, a livello anche locale, e quindi adesso siamo appunto in questa fase dove a breve partiranno questi congressi locali per dar vita a quelli che sono i nuovi segretari di sezione, di provinciali e poi anche nazionali, che per noi sono importanti perché siamo sempre stati un partito da questo punto di vista sviluppato tramite la militanza, no? Cioè abbiamo i sostenitori da un lato che hanno la testa e poi abbiamo i militanti che sono le persone attive che collaborano, che devono lavorare almeno per 2 anni all'interno dell'organizzazione partitica e quindi poi insomma abbiamo un sistema che è anche, se vogliamo, abbastanza chiuso rispetto ad altri partiti, ad altri movimenti. Quindi questa è un po' chiaro, la situazione che stiamo vivendo a livello interno. molto Certo. chiaro. E allora, assessore Assessore. Canera, avrei l'ultima domanda per lei. Sì, Visto che lei ha un ruolo chiave del commercio estero e ha una visione della internazionalizzazione, insomma, di quello che succede anche magari al di là dei confini. Andiamo proprio nello specifico della guerra in Ucraina e dei costi dell'energia. Il PNRR, per dire, ha dichiarato che l'energia nucleare sarebbe quella atomica, sì, diciamo, sarebbe quella
anche green. Si riprende in mano il carbone, ad esempio. Che cosa vogliamo fare? Perché noi, per dire, siamo pieni di gas nell'Adriatico, sotto nel Veneto, sappiamo che c'è un rischio di abbassamento del terreno, però effettivamente lo abbiamo, c'è il metano, che si fa? Riusciamo a recuperare un po' di energia in qualche modo? Io dubito fortemente perché evidentemente le volontà internazionali non ce lo permetteranno. Voi avete fatto qualcosa? Ritenete che sia una strada? Che cosa si può fare per riuscire a contenere questi costi energetici? Ma guardi, ovviamente queste sono politiche che si devono affrontare a livello nazionale, a livello regionale poco si può fare su questo se non dare alcune indicazioni. Io Sì. penso che il mix dell'approvvigionamento, diciamo, energetico sia fondamentale e quindi cercare di utilizzare tutte quelle che abbiamo, tutte le tecnologie che abbiamo per poter così comporre questa torta di offerta dell'energia in maniera tale da usare più fonti energetiche rinnovabili. C'è il tema e la discussione anche sul nucleare, come diceva lei, green, non green, francamente qualche perplessità ce l'ho, nel senso che sicuramente noi abbiamo necessità oggi di produrre di più, è anche vero che comunque lo smaltimento delle scorie continua a essere un problema che comunque dovremo Quello affrontare, sicuramente. quindi il mix energetico secondo me è la cosa più corretta da dover affrontare. Giustamente lei diceva, abbiamo anche noi dei giacimenti di gas metano, è vero, è giusto secondo me prenderli in considerazione soprattutto in questo momento, è anche vero che dobbiamo fare attenzione a cosa comporta questo. Abbiamo visto, io poco tempo fa sono stato in Polesine e purtroppo l'estrazione di acque metanifere negli anni 70 e 80 ha portato al fenomeno della subsidenza, che significa dell'abbassamento del terreno sotto la Non falda, c'è quindi niente da sotto il fare. livello del Sì, mare, sì, sì. ma addirittura di 4 metri e mezzo. Cioè, Che non è che stiamo schifo. parlando di 20 o No, 30 no, no. centimetri. Sì, sì, che allora, potrebbero essere allora, accettabili. ecco, allora è anche vero, esatto, quelli potrebbero essere anche accettabili. È anche vero, però, che più di qualcuno mi dice, guardi che un conto è l'estrazione di acque metanifere, no? Quindi dal sottosuolo molto vicino alla superficie che crea abbassamento, altra cosa è andare invece ad estrarre il In gas in profondità. profondità Ho capito. dove magari non si crea la subsidenza. Allora, bene, se questo è possibile, secondo me è giusto serenamente valutarlo, Certo, guardare certo. costi e benefici, fare una ricerca, dare, secondo me, anche compito alle nostre università di ragionare su questi. Cioè, secondo me non bisogna mai essere preconcetti su nulla quando si parla di energia, sia che sia nucleare, che sia idroelettrico, che sia appunto gas metano o quello che è giusto fare un ragionamento a 360 gradi, anche perché è inutile che noi magari non facciamo l'estrazione di gas metano e poi abbiamo gli amici croati che sottraggono lo È stesso questo. gas Al di che là, è cioè, sotto a un metro da nel noi, giacimento, cioè, è un metro da noi, sì. diciamo così, ed è sempre sotto il mare Adriatico, quindi È ehm, paradossale. magari noi non lo facciamo, lo fanno loro E e glielo le compriamo conseguenze le pure. subiamo lo Cioè, stesso. Esatto, lo so. quindi Il insomma, ecco, paradosso. però è anche vero che per sbilanciarsi su questi argomenti, ecco, io appunto sempre su questo, bisogna farlo a fronte di dati scientifici. Sì, Quindi, prima cosa, è giustissimo. giusto che noi ci mancano i dati dal 2008, secondo me è necessario dare incarico delle università che facciano a gente terza, perché non possiamo lasciare in mano una ricerca di questo tipo, che ne so, all'Enel, perché è ovvio che porta acqua al suo mulino, o oppure a un imprenditore privato che magari Certo. chiede Che ha di degli un estrarre. conflitto La di fa, interessi in pratica, certo. c'è un conflitto di interesse, secondo me è giusto che un'analisi di questo tipo la faccia un ente terzo, pubblico, che fa una valutazione reale. Una volta che noi abbiamo in mano i dati, le informazioni, con le informazioni possiamo prendere le giuste decisioni, che siano nucleari, che siano, come diceva appunto lei, l'estrazione del metano, che sia la riapertura delle centrali Carbone. idroelettriche o a Sì, sì, carbone. sì. Ecco, sul carbone mi lasci dire una cosa che ho detto anche l'altro giorno ai 60 anni della PAC in Fiera Agricola a Verona, c'erano anche i commissari europei presenti, che mi lascia un po' perplessa, visto che sono assessore all'agricoltura. Noi abbiamo il problema, oggi come oggi, di tornare a produrre cibo in quantità, come lo fu nel dopoguerra.
no? Noi nel dopoguerra avevamo bisogno di sfamare la gente, dopodiché negli ultimi anni abbiamo modificato la politica agricola comune, puntando molto sul tema della sicurezza alimentare e della qualità. Oggi torniamo ad avere la necessità di produrre cibo perché la popolazione mondiale sta aumentando. Dobbiamo però compatibilmente produrre più cibo con un'attenzione alla sostenibilità ambientale ed anche economica. Ambientale ovviamente non inquinando il mondo, e economica garantendo un reddito agli imprenditori, perché ricordiamoci che noi all'agricoltore dobbiamo garantire un reddito e la competitività delle aziende. Allora mi dicono che puntare molto sul tema del biologico, sicuramente del mancato uso o riduzione dei fitofarmaci, per quanto riguarda gli analisti economici, ci dicono che si potrà diminuire dal 10 al 20% la produzione mondiale di cibo. Ora, faccio una riflessione. Attenzione a chiedere alle aziende agricole di fare una transazione ecologica così veloce, perché significa mettere in difficoltà le aziende dal punto di vista economico, produrre quasi il 20% di cibo in meno, quando contemporaneamente sento il presidente Draghi dire di riaprire le centrali a carbone perché abbiamo necessità di energia elettrica. Allora, Schizofrenia. capisce che le due cose stridono un po', cioè noi chiediamo un conto salato all'agricoltura per la sostenibilità, nel contempo riapriamo le centrali a carbone. Ora, io non, ripeto, sono per la sostenibilità e per la transizione ecologica, Però però con è una giusto, certa è giusto che razionalità, vada fatta con sì, con gradualità, perché raziocinio. altrimenti Sì, significa, sì, se no significa mettere in ginocchio le nostre aziende, e quando queste non ce la fanno più e sono morte, non le recuperi più. Quindi ecco, su questo l'ho detto anche l'altro giorno in fiera, gradirei che ci fosse un approccio al tema a 360 gradi con un po' di raziocinio, perché altrimenti insomma mi viene da pensare, pensi alla mobilità, quando l'Europa ha spinto fortemente sull'elettrico, sta mettendo in difficoltà case produttrici di automobili, cioè la transizione va guidata, non può essere dall'oggi al domani. Ecco, questo è sì, sì, un sì. po'. Ci vuole una certa logica. Certo, e in agricoltura lo vediamo e lo sentiamo. Tutto qua. Assessore Federico Caner, la ringrazio molto per il suo contributo, spero ci saranno nuove occasioni, grazie ancora e Certo. buonasera. Grazie a lei. Un saluto anche agli amici a casa, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.